Ok, e la live è partita. Finora tutto apposito. Dato da Twitch con l'integrazione. No, no, sta in live, ma è l'integrazione per la chat, eccetera, eccetera. Meld. Gli ridiamo un ricontrollo e via. Stu meld e meld. Allora, ragazzi, sì, non tocchiamo ciancio alle bande, non tocchiamo niente. Sì, Play. Basta per cominciare l'altro. Grazie a voi. Oh, 25 anni. GG. Grazie a voi. Questo è da vedere, però Se ci comportiamo bene, sì, con piacere. Sono tanti altri 25, sono tanti. Non scala. Allora, ragazzi, l'obiettivo della serata è uno: facciamo le persone serie. Ma come no? Si valuta la qualità in generale dei titoli. No, no, però facciamo che c'è persona in qualunque modo possibile immaginare. No, lo amo mana sta roba più seria. Non amo mica roba importante. Su chiso. Allora, si inizia. Canada, va bene. Che cos'è? Porca vacca, è vietato ovunque, peggio ovunque. GTA. Qualcosa per adulti. GTA, vai. No. Yes. Sì. Porca. Gears. Gears nuovo? Yes, lo remake. No, questo è il remake dopo. No, ce l'ho già. Non lo so, però sono Prego, allora, cerchiamo di capire. Yes Survival, ti prego. Cerchiamo di capire. Ti prego. Ok, in-game footage, già molto bene. Ma sei Gear? Ma se non sei Gear, no, è Gear, chi sei chi le Gear? No, mo. Sì, ma quello è uno dei quello è uno dei loro. Quello è Marcus Phoenix. Aspetta, gameplay pure? Top, bellissimo, perfetto. Ok, Microsoft, già così iniziamo bene. Però qua siamo sicuramente un po' più deboli. E potrebbe essere un prequel, sì. Questo è un prequel. Bello pure il fatto questo design, come si dice, mondano, ecco. Finalmente posso vedere Marcus Phoenix senza armatura addosso. Forte. Marcus, sei granate, grazie. Che carica a tempo. Classico giornalista di che non so giocare a nulla. Niente, se lo paghi. Nasher. Ma? Nasher. Non scappo non esatto, sì, non molto Marines. ma al momento vai yes. Bisogna capire, però se è un prequel, se è un'altra cosa. O dove è ambientato. Non penso che Marcus Phoenix lo trovi senza armatura per strada, se lavora per vedo, ma non ti so dire io. No, allora ci sono i Gears. Tratta di capire il periodo temporale e o se è un altro venuto o qualcosa. No, è proprio l'inizio. Oh, grosso. Madonna, ma lui è bello. Oh, il palazzo con scene carte. Non mi ricordo come si chiama. Ma bello, è bello. La grafica, no. Sì, ma un ottimo compagno. Aspetta questa animazione. Yes, ma comunque così bassa. Ah, la scivolata. E seppure azzeccato subito poi al muro, così ha dato un input sicuramente per farlo azzeccare subito. Il pulsante per la copertura. Ragazzi, per il momento di ieri è sempre piaciuto. Se lo fanno le giovani sono. No, assolutamente sì. Carica. Bam, da fa muore. Poi sicuramente è già parecchio forte lui però, anche senza boost e cose varie di... Ah, ok, allora sono proprio forti a prescindere. Ok, allora. O chi tu sei? Per Carmine! Ti prego, dimmi che Carmine.
È un cane. A casa te? Eh sì, ci sta tanto. Gnascia. Ah, loro però hanno salvato. Ciao, bello. Proprio caldo. Si può giocare in coppia, perché vedo 4 persone che viaggiano insieme belle unite. Mi piace questo mestiere. E anche l'una, che l'hanno fatta in 4, che sta in 3. Ma io sono totalmente ignorante della saga. Ah, Fai questa scavalcata così alta. ammazzo. Smolder, bonsoir. Ciao, bellissimo, buonasera. Allora, ce l'hai, ce l'ha. Ce l'ha. Vedi in armatura, sì, dai. Ce l'ha. Può essere come no. Ce l'ha. Camminare sulla frutta, la frutta si spostava, qualcosina. Credo sia YouTube. Sono quelli di YouTube, si li posiziona un po'. Con piacere, va bene. noi non abbiamo visto niente oggi, stiamo vedendo tutto adesso. Quindi ci faccia compagnia, con Ho piacere. aperto 2 secondi il telefono prima, visto cose, però faccio finta di niente. Perché non so se ho visto bene, ma vediamo. Vediamo. Poi ci comporteremo di conseguenza. Vediamo quello che ci dà sto showcase. Così è partito bene, effettivamente. Mai ha saltato. Adesso sì. Non ci ho mai saltato. Oh, Forse sono delle prima saltava. Bellissimo comparto grafico, si vede che è proprio un Gear non come gli ultimi, che mi è parso di leggere che si sono un pochettino lamentati tutti di come era impostato il gameplay e quant'altro. Questo invece sembra proprio Gears nuovo, no, fatto bene. No, fratello, sei incazzato forte. E non però... se ne fotte proprio se no, gli pianti qualcosa. Sì, si fa parecchio giovane, sì. 10 anni prima del primo. 5 anni prima del primo. Ma poi ti avevo ucciso già 6 volte fino a mo'. Sì, diciamo che ci sta giocando. Ah, Quante Che cazzo ti arrabbi a fare? oh, Ragazzi, ehi. ragazzi, c'è un problema. A meno che questo non è un sogno. No, che sogno. Perdeva i sensi, si svegliava nella nave, titolo spin-off. Salve. No, che si risvegliava poi nel momento attuale. No, lei non conosce il Gear ed entra a far parte dei Gear. Questo è Origin. Lui non lo conosce. Però lui conosce il padre perché il padre è già in Gear. Idee. È l'inizio. Sì, questo sì, allora sì. questo è proprio l'inizio. Infatti qua sta armaturizzato, allora quello è solo l'inizio proprio del gioco. L'incontro con i Gears, come è entrato lì, eccetera, eccetera. Cambierà il giocatore questa scivolata. Ok, ottimo. Quale sezione con l'arco buono, non ricordo. Allora, vediamo un attimo. 6 ottobre 6 2026 Game Pass, questo lo do un attimino per certo. Questo qua sembra... gioca lì al Day One con Game Pass. Allora, andiamo avanti. Salve, ecco. Sorella, Salve. stai procedendo bene. Ti hanno, sbagliare. ti hanno preso tutti a parole quando ti hanno annunciata e lo dicemmo, io lo dissi pure, ragazzi, con calma. Vediamo prima che fa. Sta facendo non bene, di più. Quella che è entrata molto quando dicevano questa non capisce un cazzo, effettivamente pare non sia una giocatrice ma più sta incarnando tutte le cose. Tutto. Al momento. Ci mancherebbe su questo. Che così tu Microsoft... No, e allora il discorso è semplice, se Microsoft fa dei giochi è normale che li venda pure su PlayStation per fare soldi, però titoli come questi, che sono simbolo di Microsoft, questi no, deve uscire solo su Xbox. Smash. Uscirà pure su PC. Quello, buonasera. Ciao quello. Aspetta, questo è proprio Xbox Game Studio. Do I remember the moment my powers came in?
was being Lalla. stuffed with seawater, Lalla? Non manure, so. Ah, Non hai ragione. whilst holding onto my sister's hand. Non è che tu sei Fable? Sì. Vabbè. I remember her Che è stato pure fingers rinviato di twisting nuovo, around ma non bene. true blood. fatto bene. Diciamo lo stile fantasy in generale, così. Ah, addirittura questo è il tuo Goti del 27, Ok, Smolder. attenzione. Va bene. Smolder è di bocca buona. Se Allora, dice questo dobbiamo un attimo questo tenerlo sì. d'occhio. Questo è un po' spoiler però, eh. No, però non ci ha detto cos'è. Ah, lo Attenzione, voglio non ci ha detto cos'è. Does stick in the memory bit, yeah. Ok. Lei è Isabel, Hero of a Bright Man. I know why you're here. Salve. Ma You sta want to parlando talk about buio. them. So se c'è la quarta parte. They're not real heroes. Non vorrei che fosse qualcosa col microfono e IA, eccetera. How do they use it? Killing mindless beasts. Fighting Però villains. bisogna un attimino migliorare il frame rate. Allora, A real hero. Un Fable lo poteva ricordare comunque. Bomba di morto l'ho visto film là. È particolare, cioè a me piace. Fantasy generale. Esatto. a me sta dando l'impressione di fantasy generale, però scritto bene, con impegno. Che sta male poi la trama, da zero. Che sta la mamma lo No, dico, ragazzi, nell'insieme di quello che si sta mostrando, è un classico fantasy, però una puntina in più che ti dice ok, fammi vedere di più, da fa vedere. Look, I will tell you what I told them. Albion is broken, and I'm going to mend it. Il gioco si chiama Albion, sicuro, 100%. Fidati. Doesn't need heroes. Si chiama Albion Doesn't Need Heroes il gioco. It needs a hero. Fanno un sacco di personaggi diversi comunque. Sì. Sì. Quello allora l'abbiamo iniziato da poco, c'è il Gears nuovo e questo è il secondo titolo mostrato. Is me. E lei, sei tu. Salve. Che siamo, Allora. che siamo. Ah no, È è il Fable. Fable. Era il nuovo Fable. Ti assomiglia. È migliorato rispetto all'ultimo trailer. Era un cesso l'ultimo. Dice hai fatto una settimana di cura da qualche parte perché così Questo sei figo bello. incredibile. 23 febbraio 2027. Voglio sperarlo. Game Pass. Voglio sperare. Oh, pure PS. Questo pure PS5. Mazz! Io ti comprerò. Vaffanculo a voi che ce l'avete pure questo. Ok, Fable si è rimesso Interessante, sì. in azione, Un benissimo. altro Xbox Game Studio. Ok. Ah, voi fate proprio tutti first party oggi. Violento. Vedo Starship Troopers. Starship Troopers. Halo. È Halo? Ah sì, è Halo. È Halo. C'è il fucile, Ma c'è Halo nuovo? Stuff of legends. A questo punto? il modo. Troppo Halo non li ho giocato. Io sì. But that's not the story I'm telling today. Da poco che ho Xbox e PC che mi consentono di... Haven't heard Non mi ricordo la cosa. Però c'è la collection, quindi well enough. posso pure riuscire a recuperarlo. Sì, Get out before anyone noticed. 4 e 5 no, ma di Well, guess Cioè, what? più che altro non mi sembra un titolo. Mi stanno i dubbi di una remastered di qualcosa. remake del prima. Ed è No, Cocco no. Dubbio. C'è Master Chief, quindi non è un fatto uno spin-off probabilmente. C'è lui, c'è questa grande focus sul generale. Esce il tempo a fare un'altra razza su scarico mandato. Oh, lo Quello spadone. era lì. This Sì. place. Mi sembra strano questo grande focus di qua non sei. And trust me, I know freaky. Have you enjoyed your stay so far, Demon? Sorry to interrupt, but we're on the clock. Si è incazzato. No, si è incazzato. Civil jobs is. Non ho capito. Questa cosa c'è il generale che ci ha fatto C'ha questo proiettile strano che ha preso il controllo del mostro. Bello, cazzo. l'ho visto Bad bag. Crash Bandicoot. Bravo, ho fatto la coi Titanic, che ricordo, bellissimo quel gioco. Ah no, guarda, sono missioni nuove per un gioco che già c'è. Bellissimo. The Legendary Campaign Evolve, no, guarda, allora. Quindi l'antico progetto di quando è uscito l'ultimo Halo, che sarà un progetto a lungo termine con altre missioni aggiunte, poi lo stanno portando avanti. Ma Allora. quando pare sì. Non so per i film, non so se
Campaign No, è il Evolved. primo, è il primo. È il remake del primo, ragazzi. 13, ok. Non so, o forse sono stati aggiunti al gioco che... 28 Ah, lo pure su luglio. PS5. Perché? Ok. Questo è il remake del Non primo. aspettavo pure su PS5, però. Vabbè, titoli così vecchi oramai. No, io sono contento. Salve. Vabbè, Ah, questo no. No, non... Pensavo fosse qualcosa, ma non lo è. It's like it calls to me. You and my father found that Bloodborne. island thanks to me. No, Bloodborne 2 non penso. Questo è German, il cugino di German. No, Lucio. Jandor. Giando. Lucio Giando. Giando. ma dopo Febo, dopo questo mi piace. A sword keeps you alive. Cercando di vedere. No, però vorrei capire se è più ambientazione tema pirati. Mi sembrava bellissimo. Ok. Look at this place. It's Perché nice. Sei avventura mistica fantasy combo. È God of War Woodsoft. Allora, No, vabbè, ma con Berzot, educazione. cioè, cerca di avere un suo stile. They're all dead. Move. God of Thrones. Però non sto capendo cazzini, cioè per dirla in questo modo qua. Questo è adesso vivo. Questo è God of War. Almeno che nel titolo non c'è qualcosa che ci faccia capire tutto. Poi siamo stupidi e ignoranti e questo è un altro discorso. È un Chi è? fantasy magico. Il prossimo titolo di là. Resonance. Ah, è qualcosa di Plague È un gioco di Tale. Plague Tale. Ma scusa, Plague Tale però non erano così. Questo è Forse proprio una sarà cosa diversa. qualcosa. Vabbè, però è gratis. Posso dire, dopo l'ultimo, dopo Detas Disco, non possono farsi le battaglie più belle. Ehi, attenzione, fermi tutti Cesso immediatamente, tutti. ragazzi, fermi È tutti. lui. Remake del 4. Se me Cioè, ne compro pure fai io. vedere, fai butta tu. Questo è inutile che ve lo diciamo, lo portiamo dal day one. Di Fa, nuovo, non si ovviamente. discute un'altra. Oh sì, ci Le sono cose anche dell'anime. qualcosa. Ah, Lingual. Non lo ricordo lui. Oh, che bella l'interfaccia, Non madonna. l'hanno aggiornata moltissimo. Ma va bene, ma va Devo dire, bene. I modelli sì. I modelli, guarda sto Igor, ragazzi, è quello del 5 questo. Sì, sì, C'è sì. pure Calzina nuova, Oh, il Bella la transizione. Sì, 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 sì. Was that supposed to be him? Sì, sì. Si è cambiato un bel po' rispetto a quello che abbiamo visto. Quando Atlus una data e i Sapore- contenuti di Golden Sapore penso Marie. che sono già integrati Sapore a Marie. questo punto. Allora, mamma Fratello. Atlus, ci dai la data per così. Dai, andiamo, già mi vedo sto trailer altre 78 volte. No, che no. Dai, That mean you're just gonna stuff me back in your head and pretend I'm not? personaggi infatti bellissimo. Tutta roba, tutte animazioni fatte nuove. Madonna, guarda, mastodontica mignottona. Oh, sì, sì. Lo sbirro grasso, lo Sì, c'era, Gianmarco, sbirro grasso. guarda che Da belle donna- le coreografie per i fight. Ma ha sparato un attacco, lo sì. Sì, Ha fatto una Gianmarco, cosa strana. Gianmarco, sì, c'è anche il battone, c'è tutto, Gianmarco, c'è Vedo tutto mi sa anche più gli mosse attacchi nuove, lo sì. nuovi come hanno fatto con il 3 Reload, All out, vediamo un po'. Sto avendo un'eiaculazione. Quindi quei fazzoletti dalla sopra devono un attimo pulire per Diccelo. Ferma! 18 Esce a febbraio fermati! 2027. Esce anche sul Eh. Game Pass. Tutto! Esce anche sul Game Pass, Gianmarco. Grazie. No, sì. Febbraio. Grazie Microsoft. Onestissimo. Microsoft, io non so cos'altro dire. Game Studios preso. Mamma mia. Devo ancora finirmi il Golden, ma va bene così. Sì. A sto punto poi qui ci sarà tutto dentro, quindi... Che roba, eh? Che cos'è questo gioco? Salve. C'è una bomba collegata. Ok. Sì. Bullish Retching. Sì, Non alla sei fine è quello il Daisy, concetto. no. Dissemble 2. Ah no, questo è State of Decay 3, ragazzi, aspettate, questo è Undead Labs. Questo è State of Non Decay sono 3. pratico. Survival a tema zombie, però fatto più impegnativo anche nel cercare risorse, tutto in terza persona e fatto bene. Ok.
devi gestire l'alloggio, però è tutto in terza persona. Questo finalmente si vede. Smolder, febbraio ti fai questo, c'ha tutto quanto dentro. Persona 4 Revival, gioco quello a quel punto. Fai tutto. Io col 2, ma più che altro col primo, mi ci sono proprio... No, scassato proprio. Infatti il 3 lo trovo con immensissimo piacere. Così già stiamo parlando. No, ma anche i primi erano così, Ma proprio. Questo mo avranno migliorato tutto il gameplay e mobilità del personaggio, più aggiunto altre funzioni per la gestione della Tanto base. ti farò vedere Game Pass. Sì, questo qua penso pure Fino a che mo' è stato tutto Game Pass. Fino a mo' tutto. io ho il Game Pass, quindi andiamo molto d'accordo. Ah, così si fa. Questi giovani c'è il tuo gioco del pozzetto. Vediamo questo qua come sarà. Ah, fa un po' a mamma. Ma lo smembramento pure. No, va in giro, devi prendere risorse, cibo, ti potenzi no, la base, no? È simpatico, anche più C'è stato il problema col 2 perché se 2 persone giocavano insieme, diciamo, non c'era una sorta di server in comune, poi non so se è mai stata aggiustata sta cosa, si tenevano solo i salvataggi di uno, quindi l'altro giocava, diciamo, a vuoto. Sì, Smolder, a questo punto, scusa, mi esce pure presto, febbraio, solo deve passare, finisce l'anno, inizia un nuovo anno. È andata benissimo, è andata benissimo. No, a questo punto torniamo all'antica questione che da tanto tempo si presenta nei nostri cuori. Atlus, Persona 6, quando cazzo ci fai vedere qualcosa? Tutto l'anno. Ci dici un teaser, Tanto fatto vedere così su gioco Persona 4 Revival era scarno pochi mesi ma fa. io mi accontento, già ma un foglio P6 2029. Ah, va bene. Sì, voglio aspettare pure il tanto, ma c'è il 4 Gold. Infatti secondo me se ne parla, mi sa 27, 29. Sì. Un altro game stadia, vai, butta dentro, figa. Allora, questo Sea of Thieves, sì. DLC nuovo. Questo io avrei sempre voluto giocarlo. Io lo regalai al dottor Mercury all'uscita, siamo riusciti a giocarci un paio di volte, ci siamo fatti delle belle risate. Allora, con tutto il rispetto per Sea of Thieves, mazza quanto cazzo era bello Persona 4, così, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Un po'. Ah, ma sì, giustamente tra la pirateria e l'altra, ti metti là e spari agli spari. Wow, quella è stata bellissima, Smolder. Tifa in Street Fighter ci sta tantissimo. Ah, puoi fare tipo minifilm avventurosi. Sì, dai, ci sta. Ci sta. Ma ti fai la tua base, ok. Ormai è un bel po' che è uscito e sta continuando ad andare avanti, quindi fanno questo di che sta andando. Ma faccio più armato, però c'è ancora un sacco di utenza buona. No, fa pure belle collaborazioni. C'è stata la collaborazione con Monkey Island. Sì. Jack Sparrow. Custom Season. Qua bisogna capire stagione 20, 18 giugno. Free update, ovviamente. Io così faticato buono, bravo. Avanti un altro. Gratis. Sempre che tutto già era gratis, è ancora più gratis. Vabbè, questa cosa va bene. Metro. Ah, e allora sì, inizio qua. Metro, sì, è Metro. Qui rispetto per i fratelli, allora, Ma se Metro Panotamus. Ehi! That's not your name. Your name is Hunter. Siamo diventati fiore. Siamo diventati fiore. You were a legend. You stood for something. L'ambientazione troppo sì. And now
non ci sono più gli spazi. Exodus è piaciuto tantissimo. Però comunque sempre non male, bisogna dirlo. È particolare questo, cioè, ma siamo i cattivi. Cioè, Non lo so. Dici protetti da te. Non lo vediamo. Che estrema una Vedi, il 9 Rex poi non aveva niente, no. potrebbe essere l'audio preso una parte immensa del gioco che non c'entra nulla con te. Magari. ha una grafica bellissima, porca la questo, puttana troia. Ecco. Mamma mia. Basta per pulirsi la faccia. La grafica non è tutto, però qui ci vedo anche un bel gameplay proprio alla metro, No, metro, sì. fatto bello cazzuto, Ragazzi, easter egg. Quindi anche la distanza. Questo? Allora, zona con vento forte. Solo che si sta andando avanti nella storia e si parla di ripopolare la terra attualmente, per ripopolare la Russia, dove da poter essere assicurati. Il leggendario spartano, quindi hai preso una brutta piega il tuo personaggio. O quello che era il tuo personaggio, forse ma non c'è più. Mi interessa, ha fatto una cosa come i primi Madonna Mi mia. già confermato. Metro 2039. Sta Interessante avendo questa cosa. critiche perché ha fatto. Cioè, questo è un tema romantico. Io continuo a pensare, no? Che ha un PC o anche un Xbox, davvero il Game Pass costa l'Ultimate, quello là anche per la versione PC e quant'altro, 20 euro al mese, ma tu 20 euro al mese e c'hai da giocare l'ira di Dio ogni mese. Ehi, World Premiere. Ok. Poppy Simulator. Ok, questo c'ha un trick. Questo c'ha un trick sotto. Questo ha un trick. Allora, aspetta. Ragazzi, Perché l'uccello sta Allora, facendo aspetta. questo è un nuovo bel gioco. Cotto, ho visto. No, È un puzzle. Cherino giustamente vuole migrare con i suoi amici e la sua famiglia, però non sa volare. Non sappiamo volare. No, non sa volare. Ma il continuo di Untitled Goose Game, là. Sarà il cugino. Sì. Poi c'è una roppa, dopo pure qua ci Cucciolo, chi sei? Come ti chiami? Fatti un attimo conoscere. Oh no, sono naturale. Cazzo. Sono stellotto di Super Mario. Che cazzo? Stiamo servendo il dio della galassia. Bad Magpie. Nel 2027 anche sul Game Pass. Magpie è una razza d'uccello, ma non mi ricordo quale. E anche questo Game Pass. Ragazzi, non mi paga Microsoft per dire questo, ma fatevi il Game Pass. E si gioca. Un'altra World Premiere. Ancora, continuiamo? Aiuto. Microsoft, palla in testa. Salve. No, non è. DLC Wukong. no, aspetta, com'era? No, Father aspetta. Fallen Pokémon Finken non credo. che Dynasty cazzo, Team Ninja. Ma se quello sembra proprio carino e simpatico come gioco. Aspetta un momento che c'è Samurai nervoso. Salve. Scusate, però quello è serio. No, non è serio proprio. È proprio quello è serio. Ma non credo. Sarà sì, un no, cugino? non è quello. Parente? Probabilmente È un cugino. Ma chi sei con cose conosciute solo da non vedo no. Perché pare di Non penso sia il Dynasty Warrior of Patata. Oh, non che l'abbiamo visto per un paio di giorni fa. No, oggi chi secondo me Dynasty Warriors no. Phoenix. Potere del drago. Ho usato il potere del pollo, Gianmarco. Ah, è buono. Wulong 2. Hanno fatto i due di Fulong. Prince of Ember. E infatti sono stupito che avete avuto i soldi per fare il 2. So, it was you who set Io il primo che pure stava sul passo di quello che poi non ho mai finito. No, ma non era niente di che. Early 2027, quindi forse primi mesi dell'anno. Facciamo anche la terza World Premiere, dai. Il primo mi è piaciuto, bella sorpresa questo sequel. Io l'avevo iniziato, però poi non Mazza!
Il maestro. Culto Simulator? No, Gianmarco, Dobbiamo aspetta. farlo questo, Non sì. sapevi perché? Perché però come ogni culto che si rispetti spari a No, chi è un Culto miscredente. Simulator, aspetta un attimo, Gianmarco. No. Sul porco pure ti metti. Venduto già. Praticamente Culto of the Lamb. Esatto, a quello stavo pensando. tutto con quattro Ehi, amico. divertente, ragazzi, divertente. No, questo aspetta c'era una divinità nell'alto Anche dei gli cieli. alieni, non ti Può non preoccupare. essere il gioco più impegnativo della storia del No, ma pure per divertirci. Quello è devastante. Questo in live Join us. Anche Smolder ha detto e anche sul Game Pass. No, questo qua, aspetta, questo veramente lo dobbiamo esce portare pure su live. PlayStation, Questo potrei pensarci, ragazzi, se lo vogliamo fare insieme. World Premiere, dillo adesso. Vai, Platform. Atlus. Voglio platform. magari Gianmarco. No, è Xbox Game Già, Pass. già dato Atlus. Ah, Già Nicolazzi dato. tu, Double Trouble. Voglio platform. Allora, non credo sia Atlus. Souls-like. Già lo inizio a dire Stessa qua. cosa. Questo è il nuovo titolo From. Rainbow della Terra. Senua. Sì, No. DLC di Hellblade. No, che palle. magari il... Prima ho visto solo che potevo dire tu, Ma quello lo porteremo in live, Join Us, non ti preoccupare. gioco inutile. No, Join Us, quello è proprio da live. Per come stiamo portando noi avanti il canale. Cioè, Wow, quello, Join Us, spariamo. lo vedo bello proprio divertente alla Questo Cult of ci the Lamb, divertiamo. però in 3D con Dobbiamo anche servizi moderni. coltivare, dobbiamo anche fare cose. Spero che ci siano delle integrazioni con Twitch. Qualcosa di meme ci sarà. La corsa è noiosa sti giochi, non giuro. Poi mi ho detto non mi ha mai veramente Ah, interessato. ho giocato. Il primo era un bel film. Da capire se è nuovo oppure se è qualcosa. Non mi la disse, io ho fatto Secondo me è un DLC, non so. però cioè, alla fine avete fatto la stessa cosa. Cosa? Anche se la musica è da scuso, però bravo. Sei innervosito? Sta facendo un patriota? Raggio laser dagli occhi nel cielo incazzatamente. Va bene. Che cosa però? Sì, vabbè. Qua mappato, cioè, No, vediamo. È il 3 ho fatto o... fotografia. Ok, è diventata Xina, l'infermabile principessa guerriera. Ah, Senua. 3? Senua, fine, Senua. Allora no, 2027. gioco nuovo. Ninja Theory l'ha fatto pure. Sì, Ninja Theory. Guarda, No, allora aspetta. ah, C'era Ninja Theory. non Sì, ci ho fatto in basso a caso. destra, pure Ninja Theory. Vabbè. Oh, Aspiet, ehi, Aspiet, ehi. Aspiet. Bethesda mo deve solo cacciare o un Fallout nuovo. Questo è Fallout 76. Fallout 76. Sì, mo vado subito. Appena finisce un attimo pausa. Questo è il 76, quindi sarà un'altra espansione qualcos'altro. Gadzooks! It's worse than expected. Enemies are waiting in places undetected. So suit up, son, and defend our great nation. And gather all your friends when you fight this infestation. That's the play, Okay. We'll tackle them all. Rebuilding our bright future from the ashes, rising tall. When you hear adventure calling, when you're looking for kicks. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 70. Oh dear. Poi per tutte le porcate della Voltec consultate la serie disponibile su Amazon Prime. Ok, il servizio a pagamento, quello che è presente in Fallout 76, dove ti danno vari bonus, server privati per fare con gli amici e quant'altro, danno giustamente una prova, più il nuovo aggiornamento Infestation. Esce su tutto, tutto Ok. qua. Allora, un attimo solo che facciamo una pausa
giusto 5 minuti e E torno. torniamo. Allora, finora tutto A su Game posto. Pass, Sì. tutto gratuito, pure persone. C'ho un bicchiere in più da bottiglia. Allora, quellone se n'è andato a dormire. Ah, tra l'altro Smolder aveva detto prima, questo Senua nuovo dovrebbe essere più sull'action e non narrativo come i primi. Ok, ok. Allora, Bethesda, ancora Bethesda. mostra il Death Scroll, dai. Ragazzi, Dai, mostra, mi pare pure no. Lo spoiler che si è fatto già uscito. Mm? Lo spoiler che si è fatto già uscito. No, allora io non so manco se era davvero uno spoiler o qualcosa di qualche no, non lo so, ma vediamo. Non è uscito. No, non so, non capisco. Però vabbè. Ma che Gears? No, è Doom, facciamo Marco, è Doom. No, e lui non ha mai avuto un piacere. Non con... No, è che non me ne è mai fregato una sega, né di Doom né di Gears. Bello. Dai, il trending? Dai, che è arrivato il momento di cambiare. Io Dark Ages ancora non ho avuto il tempo di giocarci. Bello. Fatto tutto per Bethesda fa due cose buone, poi ne fa 8 un attimino negativi. Poi ne fa altre due buone, si fa un attimino perdonare e va avanti così. Perché ci sta troppo lungo come giovane. L'altra metà giovane. Quest'estate, ok, quindi riuscirei pure a breve. La cosa del pacco. Scusa, che? Non ho capito, perdonami, quella scena sì. Sono livelli bonus, sono la macchinetta da film dentro video. Revelations.
e settiamo la strada per il prossimo gioco grosso di noi, che ci sono cose un attimino strane. 7 luglio. 7 luglio. Sì, è DLC da qui. Ok. Sono pronto. Sì, oramai è tutta una rivelazione su ogni cosa che fa. Salve. Vediamo. Oddio, aspetta. No, no. Aspetta. Panico. Minchia. Crazy Taxi. Crazy Taxi. È Crazy È Taxi. quello Ehi. che quando lo fecero vedere l'anno No. scorso. Questo sei uno dei motivi per cui ho comprato il Green Pass. È Ma tornato. che cazzo stai a dire? Guarda che bello, guarda che bello. Quando esci tu? Questo uno immagino sia pronto, oggi è passato un anno da quando l'hanno fatto vedere. Erano... Sì, hanno messo anche sfide un pochettino così. Forse tra l'altro erano i Summer Game Fest dell'anno scorso. Sarebbe giocato proprio con il Mamma mia. Magari. Quando esci tu? Oh, te la tu calcio? Sì, se non ce la fai bene. Te la tu calcio, non si fa però, ma mano. È scorrettezza. Anche freddo. Adesso mi mettevo a fare partitine di 5-10 minuti. Più personaggi. Giocatore online addirittura. Sfide online, no? Sì, è bello. World Tour. Oh, quando? 2027. Anche Switch 2, lo zio. Vediamo se a questo punto di nuovo. Questa avrà una mappa di una città. Cosa? Salve. Siamo tornati indietro? Che sta succedendo? Dai, Rocca. La versione per il 25 anniversario. È Ok. trasparente, cazzo. Ok. Vabbè. Io che volevo rigiocarmi i 5 Royale, ma su Steam vedo che il 9 giugno lo rimettono sul pass. Bene, mi godrò l'ultima settimana di pass in full immersion. A sto punto, perché no? Ma niente di che, se devo Ma essere. io più che altro l'ho addocchiato per in versione Switch Mi compro 2. l'Xbox la vedo così. Fra, per lo prezzo però. Questa è la cosa che mi fa paura, perché stiamo parlando di una scocca trasparente verde. Questa è. Cioè, letteralmente solo questo trasparente. Punto. Compri un case modificato, checchi fake up. Cioè, ma posso fare pure l'acustica del quadro. Joystick. Allora, un altro Joystick. Game Studios. In the frozen north. Ah, questo è God of God. Age of Empire. Thunders crash. Bravo. Waves against our Bravo. ships. We know the bite. Oh, questo per gli appassionati è oro, questo praticamente. Si fa, Lo so. li chiamano tutti quanti. Rufo, Age of Empire, si vede tutti ce li ha. Account Steam Oh, vedi. No, mi sarebbe sempre piaciuto provare ad appassionarmi a questo, ma proprio non ce la Ti faccio. devi mettere proprio come, però ti diverti. No, io le campagne dei primi di Age of Empire riuscì a farle. Ma questo pure vedo cose belle, però è il tempo sempre che manca purtroppo. Riders of the Gods. Bello. impegnativi. Ah, l'espansione, ovviamente altre 74.000 ore di gioco. Sì, come È quello che dovrebbe fare un'espansione, quindi ma fai questo il suo lo puoi dovere. Mojang. Salve, Minecraft 2. Dungeon. Sì, 100. Minecraft Dungeon 2 o 3, quante cazzo ne sono? con questo stile. È una cazzina. Non ho capito, però è strano. Ah, il charge qui. Azione. Super Saboons. Però tieni da me, lo uscito. Tum kaboom. Ah, il gossip. Sì. Questo è Dungeon. Lui giustamente Old Steve Dungeons. Steve Dungeon. Steve Dungeon. E John Dungeon. Oh, e John Moja. Però stanno buffando anche gli zombie, c'erano gli zombie luminosi, ho visto mo. Sì. Esplosiva era quella del chat. Cioè, godi esperimenti in offerta venuta, Sì. poi
Ti posso dire, Smolder lo sta giocando un mio amico, non è proprio contentissimo, devo dire la verità. Ragazzi, no, dovete capire che questi giochi campano nostalgia, che poi non si più quelli di lavoro, devo starci avanti. Purtroppo lo stanno dando Mi spesso spiace, date per scontato che giochereste Gothic Core e sareste felici, ma non è così. No, e si deve Fabio come è stato fatto il remake. Fa come quando prendi la PlayStation 5 in mano, cioè una settimana a terra, ti la grafica e fino alla magia, cioè fatelo in testa, ragazzi. Oramai non valgono più. Ma questo è il World potenziato. A sto punto l'hanno messo pure qua dentro. La festa del... Sì, Smolder, se ce l'hai. Ma a sto punto. 7-3, Questo primo deve stare. il primo l'ho giocato con DG, però ci devo siamo tutti il cazzo, perché le grafiche di verità esagerate. Ciao zombie. Oh, attenzione. Attenzione, c'è un portale. Jack Black. No, questo è un bug, si sta rompendo il gioco. Tutte queste cose solo di questi giochi qua, poi i giochi originali sono le Allora, vediamo adesso. World Premiere. Allora, World Premiere ma dai, vai, cacciatus. In game footage. Admirers of the mysteries of magic. Troppi Seat before the lights go down and the curtain rises. Qui si sporca a terra, Fabio, se succede questo. sì, Non succederà, ma più avanti. 20 euro. però mi pare proprio l'universo, sai? Potrebbe essere. Are you prepared? Cioè, Potrebbe essere. averlo, perché alla fine è stile, sai, italiano, un Sì, po'. ma tanto stanno creando l'universo attorno. Tirato un po' sì. Sì. E poi esce pure Cappuccetto Rosso alla fine del The primo. Devil's Deal. Behold, Hai visto, secondo me Jacob Venturo, stage Diverso. magician potrebbe. extraordinaire. So brilliant with Sarei his contento, tricks. It casts Pure se non è a l'action. long shadow. Ma in realtà pure se non è di quell'universo mi sta interessando quello che sto vedendo. Masters. Sono tutti maghi. Deal with the devil. No, no, Sword yet Se la si Eh, bravo. se non so Magari, però non credo. no. I giochi con questa grafica mezza cartoon hanno stufato, poi magari sarà un bel titolo. Ci può stare. Perché se ne stanno vedendo troppi con questa impostazione qua, sì, e il punto è sempre quello, ci abbuffano la Wallera, passami il termine, con lo stesso stile, uno subito lo guarda con malocchio e dice che noia. Torna quando hanno fatto di sotto le 2 erano tutti vicino così, che hanno fatto Però questo c'ha uno stile tutto suo del presentarsi e di portare avanti sta storia. Oh, invece è proprio stile di solito. che cazzo sei tu? Anni che Ci non sono Quello sì. C'è il diavolo, vabbè. Ma tu sei un mago, Harry. No, tu mi interessi a me, aspetta un attimo. Questo potrebbero averlo fatto. Aspetta, Sì, Questo secondo aspetta. me esce Arcane Studios alla fine. Aspetta, Gianmarco, no, questo sì, mi piace molto. Questo 99% Aspetta un dato attimo. che mi piace, non uscirà su Sei appena PlayStation. diventato un soggetto interessante tu. Ecco, questo è più gameplay. Aspetta. Quelli più mi piacciono, più non escono poi. Che basta. No, ma secondo me è Arcane questa rete. Questa è roba che fa Arcane. Questo solletica. Magician, The Devil's Deal. Ah, The deals Io ti compro. Se esci. See you soon. The Devil's Deal, ok. E c'è anche sul Game Pass. No, a te basta la Steam. Allora, questo io poi qua... Pur di impasto, tutto zitto. Bello, questo lo è sciocco. il diavolo molto Questo lo simpatico. sciocco, questo lo sciocco. Salve. What is that? State prendendo fuoco, non so se ve ne siete resi conto, poi fate voi. What would you give for victory? Tutto. Your life? The lives of your sons? Mi stai ricordando l'ISOP? Ma non puoi, no. C'è una Non... What if you had Tu sei altro. power? Ma lo schiaccianoci. Terrible and divine. Ma questo è orgoglio Fabio, e aspetta pregiudizio. un attimo, perché se queste cose, per com'è la trama di l'ISOP qui, potrebbe essere qualcosa del genere. Strength. The resolve
Qui l'ipotesi si fa sempre più vicina, Fabio. Oddio, No, aspetta. se n'è appena andata l'ipotesi. No, però... A me piace anche questo. Vabbè, anche questo è No, però se la piacevole. parata è sicura. Questo è il cugino di Dishonored, bravo. La parata va in direzione. A me me lo fotto proprio. No, è belle così, sì. C'aveva tutti gli elementi per essere l'Eyes of P2, però Il poi triangolo con l'ottico era. Fucking è illuminato. cambiato in un attimo. Sì, questo mi piace a Dovrebbe me. ancora essere. Sì, è vero, nulla toglie che gli altri giochi dell'universo siano con visuale diversa. Esatto. Beh, mi piace sempre di più. Ti prego. Sei Puoi farmi avere Napoleone. anche questo. Cioè, Napoleone The Journey. ma quanto? Dico la France. Non si è proprio Sì, è il gioco sul Napoleone, ragazzi. Valor Mortis. Dai. C'è Vincent Cassel come Ah, Napoleone. io l'ho fatto vedere. Capa da cazzo. Aspetta. Il 24 settembre esce anche su Game Tutti a Pass. settembre. Io me lo prego. Come diciamo spesso in live, sia lodato il Game Pass, sempre sia lodato. A settembre già spendere un sacco di soldi. Tantissimi. A settembre vendo 20 euro di Game Pass. Bethesda, e tu ti ripresenti, scusami. Terzo, Prego. Elder Scrolls Online. Sì. Basta, vedete. No, lascia stare, stanno andando bene come titoli. Vai. Gliela si può far bene al massimo quest'anno, poi l'anno prossimo penso che dovranno... Massimo l'anno prossimo o ai Game Awards a dicembre qualcosa dovrà iniziare a muoversi proprio per il 6 arrivati a sto punto. Sono bello ma preferisco farmi una nuova run. Sì, quindi state portando questo avanti bene, però l'avete pure preannunciato molto tempo fa e le persone non è che stanno così e No, aspettano ma lo in dissero eterno. l'ultima volta, ci vorrà tempo per... Fate un attimo. Scuola internet, si riesce a Non fare. è che no, e là succede l'ira di Dio. Lasciamo proprio il super bello. Sarebbe l'unico rivale di GTA 6, l'uscita di Half-Life 3 all'improvviso a novembre, così a caso. Io continuo a crederci fino all'ultimo giorno in cui sarò in vita su questa terra. Io quel titolo lo giocherò prima o poi. Anzi, io se pure morissi prima che esce lo vengo a giocare sulla tua macchina. Peggio però un po', No, perché così li resuscita per il potere del gaming. Dico, ma fammo cresciuto e poi mi Esatto, e lo vieni a rimetto nella giocare in versione tomba. zombie, Assolutamente. esatto. Ho calcolato tutto così. Allora, come ti chiami tu, espansione? Si chiama Groot. No, lui è... Ah, adesso è proprio di base nel Game Pass. Ok, ottimo. sto cazzo. Oh, io lo provai in una delle demo dove era possibile provarli e mi piacque, però non ho mai avuto i soldi per prenderlo abbonamento. Celebrating the beauty of the United States. No, tu c'hai un... Gioco di pizza. Gioco di No, calcio. questo c'ha un pezzotto sotto, ragazzi, aspettate, questo non è. Questo è Flight Simulator alla fine. Ok. Che l'introduzione lo facciamo per i parchi, aspetta un attimo, no, Flight Simulator. Vabbè, sembra gran gioco. Grazie a dire. Perché il portatile qui non ce la fa a giocare. Ma poi solo come progetto No, è stato ce la fa. devastante. Mamma mia. Nessuno è riuscito a replicare una cosa come Flight Simulator praticamente. Bellissimo. Ho scaricato l'ultimo, sempre col Game Pass. No, pure a me non interessa. La scena è stata, lo provo 5 minuti, passarono 2 ore e mezza, non so con l'aereo dove cazzo me ne ero andato, ma no, non lo so, non lo so. Cazzo. Diciamo che io e questo gioco dobbiamo stare lontani, molto lontani, molto lontani. Kamikaze. Anche perché hanno aggiunto una modalità di gioco dove tu ti crei il tuo pilota, ti devi portare avanti la carriera, quindi ti dà sulla mappa del mondo reale, da come ho visto, le missioni, e tu ti devi fare i voli, quelli là. Sì, capisci, Mulder. National Champions Air Race. Sì, però queste sai cose, tipo il gioco questo c'è più forte gli FPS li fanno andare più veloci. Come BMG. BMG sempre più veloce, il mondo ne va bene. Mountain stands here.
Ho spiegato più video di più. Allora capito, Ora siamo nel periodo temporale dove avremo molti giochi del genere con mitologia cinese. Finora non ci sono stati, ma usciranno. io finora sai la mente. Allora, questo è Where Winds Meet, l'espansione Aggiornamento? nuova. Io per 2 mesi ci ho giocato. Oh, devo dire la verità, simpatico. Calcolando sempre che è un free to play per quello che offre da fare e per come il gioco. When all is obscure, the battle has only just begun. Beneath every mechanism, the true game lies in the human heart. Ecco, c'è il laboratorio mistico del tutto il bungo. Sì, guarda, allora mi metto nei panni di un ragazzo, di qualcuno che non c'ha un cazzo di euro per comprarsi un gioco, no? Però c'ha un PC abbastanza potente o la PlayStation e quant'altro. Gratuitamente, oh, questo conviene a farci un giretto. Giro tranquillamente, so la 2070, cioè questo Ma pure a me sul portatile andava molto bene. Ok, benefici esclusivi per chi ha il Game Pass ed esce anche su Xbox, ok. Oh, Castlevania. Oh, salve, fermi tutti. Dammi un metro e due. Fatto bene. No, questo è quello là che vedemmo già l'altra volta. Questo è il gioco che hanno annunciato l'altra volta con la figlia di palle. Palle. No, solo palle. Ok, vabbè. No, questo qua. Oh, questo era figo. Preferisco Fare un approfondimento. 10.000 volte questo. Vedi, ma oh, vedi quante così. Konami, vedi che tu ce l'hai ancora nel sangue. Ma già si era visto. Questa tipologia di gioco Konami cara l'ha inventato anche un po' tu. Anche tu con i vari Castlevania ci hai messo qualcosa, poi te ne sei completamente dimenticata. Come con tutto quello che ha fatto di Konami. Della Ma gli miseria piace fare gli cancera. skateboard, veramente. Scorda gli skateboard. Sangue della miseria. Smolder, dimmi se sto sbagliando, Ma guardalo come gira Io ti da ricordo solo, sempre che si presero un posto, non mi ricordo in che conferenza, per dire che avevano messo gli skateboard nuovi. Quella era la presenza di Konami in quella conferenza. Stop. Quindi bello, questo è bello, Cioè, però. siete fatti per stare insieme, proprio così figo. è tutto bellissimo. Oh, esce pure quest'anno. Ottobre 2026. Ah, GG. Konami dorme, si sta svegliando piano piano con i suoi lenti me. A posto. Già questo pure su PS5. Sono molto contento. Questo è un peccato se non esce su Switch 2. Questo per me Potrebbe su uscire Switch più avanti, 2 sì. fine. Some years have a color to them. Aspetta, ma questo è Questo è in game. Bravo. Lancia di cappelli. io quando ero piccolo sognavo di fare questo, ma adesso dopo 30 anni lo posso fare finalmente. Stiamo giocando a però È giocando un con la cazzo d'anime Ma questa è interattivo. Clara. Sì, Questa è questo Clara. sì, Sì. sì. No, questo si deve giocare subito. Quando esce questo? Quando esce questo? Prego, dimmi che avete assunto degli artisti per i disegni e non avete fatti con gli altri, per piacere. No, penso già ma voglio credere che sono stati usati degli artisti che hanno fatto un questo ottimo riesce a lavoro. farlo. Voglio credere che usate tecniche mister. Vai, speriamo in delle tecniche miste, anche che avete pagato però della povera gente che si non ambientati per colpa vostra e degli di merda. Vedi un orologio, un sistema a tempo, hai capito? Aspetta. Mario Galaxy su. Aspetta un secondo, Lozzi, aspetta un secondo. Quindi noi stiamo in quel coso. Salvati il nome di questo gioco. Vivarium. Lozzi, salvati un po' questo. Esce nel 2027 pure sul Game Pass, già Cioè, la vedi con un'immagine hanno dei suoi mister. Diciamo che noi non stiamo facendo live perché non abbiamo contenuti. Microsoft ci sta dando i prossimi mesi Atlus. un bel po' di cosine da fare. Dai. Atlus. No, ragazzi, aspetta un attimo, fermi.
Fermo, Gianmarco. Aspetta, fermi tutti. Fermi tutti. Game footage e cinematic. Game footage. Sono lapidi. Sì, sono lapidi. C'ho il freddino addosso, aspetta un attimo. lui, Potrebbe. No, cioè. Potrebbe essere lui veramente. È È impossibile. per forza, Lezzi. È per Non forza, è due possibile. titoli stanno facendo. Uno l'abbiamo visto e quello. Visto il teaser. No, può essere quel momento. O Shin Gianmarco. Megami Tensei. Pure quello può essere. Può essere anche quello. No, Gianmarco, io inizio a vedo la colorazione verde. Dici che è quel verde là? Io dico che quel verde là. Sì, sì. Sì, sì. Ho ogni più nuovo. Quando È è? lui! Quando è? È lui! Ah, quando è? Zitti tutti! Quando è? Quando è? Zitti! Fermatevi tutti immediatamente. Quando? Che cosa? Modo di dire. Sì, di qua. C'è anche sul Game Pass, io a pre. Fatto. Anche questo su Game Pass. Chiusa. Gratuito. È successo veramente, Gianma? Chiusa. È successo. Atlus, Persona 7. Vai. Ma sembra proprio- ma veramente è successo, Gianma? Activision. Spider-Man. Allora, quando ho aperto il telefono, quel cerchio mi era uscito, però non ci credo che no, lo è sto quello, vedendo quello. da giorni. Questo qua, questo mi piace. Io questo Ma è forse ho Kiss capito Spyro. qual è. Kiss Sì, Spyro. sì. Kiss è come lui e come design che hanno fatto a Spyro in dall'ultimo gioco Mario Kart. Kiss Spyro. Sicuro. 100%. Kiss Spyro, bro. Faccio vedere. O Spyro e Skylanders. Allora, noi dobbiamo rivedere quel teaser dopo. C'erano delle cose un attimo... Di Smolder si gode un sacco comunque. Oh, ma veramente è successo. Sto cazzo di design nuovo a me mi piace, però vabbè. Era meglio pelato. Era cartoon proprio, senza questo 3D, Allora, non lo Fallo preferivo. vedere in movimento, però, dai. Dai, strano. Sta- Vabbè, questo comunque palese il titolo nuovo, ya. A Realm Beyond, sì. Bravi. Titolo nuovo. Ma sì, ma perché Bello. no, ragazzi? Vabbè, ma Perché Spyro è no? sempre figo, questo non ci sta Cazzata. cazzata. L'infanzia proprio di una parola. Su Spyro funziona sempre funziona. Pure su Switch, Spring ma 2027 ed esce sul Game Pass. I cari di Ho visto una nota horror investigativa con ritagli di Dopo ce lo giornale. vediamo, No, dopo. già Marco, Però devo rimanere. mamma mia, Game Studio. è successo veramente. Porca la puttana. C'è del cyber, Ah, dello steampunk. Aspetta. Sì, ma di solito volete pure questo. Questo non è qualcosa di Outer Space. Sì. No, Clockwork. Ho capito quale dici, ma non mi ricordo. Non ricordo il nome. Even more schemes have Oh, schemes. Lui è il signor Luis. Questo si vede qualcosa. Mi piace lo stile. Clockwork Revolution, una cosa del genere. Nazim! Che è anche nazista. Capite? Questo è un tag di Dishonored invece, è un bruco del gioco classico proprio, infatti hanno preso il design uguale. È uguale, Erasmus. Erasmus. Vedi, pure questo mi interessa, Sì. ma questo ti farò vedere che non uscirà su Questo PlayStation. sono... No, però, vai dire mai. Mi ha detto Xbox che Stasera, ogni volta che lo sto dicendo, questa stanno uscendo, no? Lei è in fucking terra, fa un po' Sì, è campana, dai. Clockwork Revolution, se non mi sbaglio. Clockwork Empire. questa cosa da show. Dai, fammelo uscire pure a me che metto tutti in wishlist. Sicuro che la campagna cooperativa. Anche tu non lo giochi con la campagna cooperativa. Sì, molto di più. Infatti mi ha fatto cagare questo buon Ray. Non è piaciuto per niente. No, per prima un po'. Sono contento per te. Ma fa piacere. Chi sono queste cose? Ma No, questo... di Bioshock Salve. sembrava più l'altro, ma era di Bioshock. ha quel mood alla Bioshock Infinite. Just to go quietly.
certainly don't expect any trouble from some of Avalon's most disposable citizens. Oh, bello. Bottone Fornacel. Right, Inhuman, I can get you out of this. E ha fatto una magia, sì, c'è anche la magia, io. Sì, che c'era la cosa dei C'è portali proprio negli altri trailer, già c'era. Sì, Clockwork Empires. You've just jumped about 25 years back in time. This place on this day is ripe for changing the rules. Questo qua Sì, sì, comunque il DLC è Bioshock, vabbè. choices, but Che I poi il don't DLC want Bioshock. the past. Change who's in control. Make things unfair in our favor. Brought you a little toy with a big mouth. What a proper little villain. A better villain than you'll ever be, you decrepit old soak. Sai se facciamo autisti, però vabbè, lo speravo. c'ha proprio uno stile cazzuto. Cioè, no, sai cos'è? Proprio GDP. Questo è proprio quello che piace a me. Infatti tu ovviamente sarai solo Xbox. Aspetta, Gianmarco. Solo esclusivo. Aspetta. Bello, vai, che c'ha pure i poteri, c'ha. Chance to steal it. Buttamelo dentro. Honest thief ask for. C'ha tutti i poteri legati al tempo comunque. Scopre Sì. cose, fatti, blocca. Sarà una buona inclinazione sicuramente. Clockwork Revolution. Revolution, non ricordavo bene allora. Però è proprio un singolo. Bravi. Esce l'anno prossimo. Vabbè. Gianmarco ti hanno voluto dare. In realtà lo sai. Gianmarco ti hanno forse voluto dare un vende già adesso, cazzotto perché in come sta faccia Cioè, non indifferente. questo lo posso. Revolution is an original. Ah, tu sei il creator, ok. Era partito un certo, si sta mettendo proprio bene No, questo che titolo come qua, sbaglio eh. l'avevano detto And io, it's an super Xbox Nintendo. console exclusive. Ci può stare, però questa è una buona esclusiva per Xbox, è un Thank bello you so titolo. much for Il ragionamento di prendere studi che portano prodotti del genere e poi te li fai come esclusive per Microsoft e quindi per l'Xbox, sì, così sì. Record-breaking Forza Horizon Sa che è 6, finito. The Return of Master Chief, rebuilt from the ground Finisce con Clockwork Revolution. È un'altra esclusiva loro, lo zio. of choice and No, non andava. c'è ancora da andare avanti. Ehi. C'era il nuovo lui, ehi. Players can look forward to 2 upcoming exclusives. Quindi non solo è stato annunciato ufficialmente che poi era il nuovo Colombo, cioè ma Persona 6, ma già da mo' Insieme non pensavo, lo dico la verità. Non pensavo a me nella mi è stessa dispiaciuto serata. prima vedere il cerchietto perché ho collegato. Now capito, bigger than ever. Però no, il problema sai qual è? Sono giorni che stanno girando rumor e sto logo già mi è uscito più volte. Un po' di tempo fa, così. Activision Mi è uscito ieri, mi è uscito l'altro ieri 4 volte. Ho detto, vabbè, dai, l'ennesimo rumor della Era giornata. verde, era verde. Che era verde lo si sa da tempo in memoria sta cosa. No, lo zio. No, Che è successo? no, voglio. Il finale è questo. Dio maledizio. Call of Duty. Sì, sì, voglio, l'ha detto, in realtà non avete detto. L'ho visto il ricordo. Vabbè, Non essere meglio farmi con Clockwork a sto punto. Codici. allora, Oddio, qua, COD in Cina, campagna in Cina. cioè, ma non ragioniamo con la... Aspetta Fabio, fermati un attimo. Non ragioniamo con la nostra di testa. È Microsoft. Hai fatto casini ultimamente, non c'è niente di concreto in mano. Devi farti entrare soldi. Devi pushare su Call of Duty. Ci sta che lo metti per un... A noi non va bene, che non ci interessa, però la pagina ma gioco. No, per carità, per carità di Dio. a livello commerciale ci sta, se è quello nuovo. Ah, DMZ proprio. C'è lo vogliono proporre come modalità principale DMZ. DMZ la modalità PvE che a me piaceva come concept. Ma questo già Quindi mo questo voglio capire, un Call of Duty nuovo è una cosa nuova. Nei vecchi Modern Warfare, le cose cooperative da fare live con gli amici, cambiamo già storia, cambiamo già storia. Perché questo
Ah, si cambia proprio. A me ti mezzo da piacere il conto. Papà, ti ho fatto fare l'altro per scalare. Almeno Activision ha preso il mood attuale delle bodycam e l'ha adattato È fino a... bellino, sì, è sfizioso. Clean House, quando puoi fare una missione è ancora incredibile. Anche Activision si è mossa per metterlo. Ottimo, Passati 8 anni, ottimo. 10 anni. Facciamo progressi. Sarà anche pure il 2029. Sai? Ah, sta fase. Stava chat in game, la vedo là. Fa piacere. Però questa è la visuale di uno che è morto. Helicopter in distanza. Questa è la visuale di uno che è morto, che stava dovendo svegliare. Allora, di base pure per me chiudere con Call of Duty no, non è un titolo con cui chiudere una conferenza, che ci permettiamo di dire non per i titoli mostrati, ma tirato bombe una dietro l'altra, tutti i titoli saranno disponibili sul Game Pass. Però come diceva Gianmarco prima, Smolder, Microsoft in mano di concreto ultimamente non è che avesse chissà che cosa. Diciamo che si sta rimettendo in sesto e quant'altro, e mo si deve capire questo per far rientrare soldi. Sì, ci sta, però qualche altra cosina di sicuro, anche dopo questo, un teaserino di 10 secondi, buttalo. Io più che altro avrei semplicemente chiuso con un'esclusiva tua, piuttosto che quello dico, vuoi dare lo slot commerciale grosso a questo, lo fai. La meccanica di Battlefield 6, guarda sti croci. Però devi fare qualcosina anche di breve dopo. Vediamo, può essere che esce qualcos'altro. Che a questo punto, invertendo, potevi pure farlo iniziare con questo e finirlo con Gears of War, andava già meglio così. Smolder, invertendo l'ordine così, che ne pensavi? È esattamente quello che dovevano fare anche ai Game Awards, invece di finire con quell'incredibile titolo di cui non ricordo manco il nome, che ha già chiuso. Mi sono dimenticato, no, quello è ancora aperto e sta andando avanti. Concord ha chiuso subito, l'altro titolo ancora, quell'altro là incredibile che fecero vedere tipo Overwatch, che è durato 2 mesi e poi ha chiuso. Cioè questo praticamente è Call of Duty in bodycam, mettiamola così. No, io Fabio, io penso che è tutto impostato a livello pure di gameplay, che tu vedi così e questa è la visuale in gioco. Questo è lo Spectate che sta sotto da 10 anni. Da quando esce da perché mostrarlo con la modalità spettatore, perdona. Ma questo non può giocare così e se forse l'introduzione grossa è quella, no, mi sembra strano pure a me, però è l'unico motivo per giustificare. Tanto siamo morti. No, siamo morti. Siamo morto l'elicottero, è morto tutto. Cadere senza morire, hai visto? No. Hai visto cadere senza morire? No, l'ho visto è morto l'alleato che ha salvato. Arriva l'esplosione. Questa è un'esperienza nuova, non è qualcosa di già uscito. La modalità estrazione. Allora, non è un Call of Duty classico, non è una cosa, è un'altra. Modern Warfare 4. Era Modern Warfare 4, quindi è Modern Warfare 4 che era stato detto, quindi la modalità DMZ come ha detto, vabbè, ok, quindi era solo una presentazione. Questo è Gears nuovo. Sta per apparire Gears nuovo. Sì. Aspetta però, Smolder, ma tu hai detto che l'hai già visto, bastardo. Ah no, il Direct, ok, perfetto. Ah, ok. No, scusa Smolder, pensavo ci avessi trollato. No, allora è finito, aiuto, era l'ultimo. È finito e l'ultimo annuncio e poi si sono collegati con l'approfondimento, questo qua su
su Gears of War. Allora, allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Andiamo un attimino a rivedere un paio di cose. Allora, a questo punto possiamo riaprire l'uso di internet. Sì, ma vuoi aprire ancora? Sono 4. Revival. Secondo me nessuno aveva Questo l'ho saltato perché ero nervoso che non mi avevano messo. A sto punto il teaser di Persona 6 poteva essere quella, la bombetta finale di 10 secondi e che ti dava più grinta alla fine. Però non è un'esclusiva manco quello. Tu le sbombardi finali E perciò è stato messo Call of Duty. Allora, rivediamoci un attimo lui per bene. Scusi, mi sono 4 così. No, prima scusa, ne hanno fatti vedere 2, godiamoceli un attimino per bene. Allora, Ah, sta cessa. Qua è un'ora che ti buttato. Ah, vai, vedete zanzare d'estermino, come è giusto che sia. allora, volevo cercare di mettere in pausa durante i menu e quant'altro. Allora, questo direi è rimasto tipo la parte C'è qua quel sotto è rimasta pulsante uguale. assi. Sì, quello oramai la stanno mettendo standard. Ok. No, diciamo, questo è rimasto canonico. Sì. Questo già è cambiato. C'è quel però. pulsante assist. Tra l'altro bello che si vede bene questa manovella della TV adesso per cambiare Sì. il canale. Assist sarà quindi forse può essere che tipo Qualche lo Switch. abilità, questo è il primo fight che fai Sì. quando sblocchi il persona, Sì. quindi se già è attiva sta modalità nel primo fight, poi mo si deve vedere nel gioco finale se sarà così, però qualcosa è forse di nuovo. Buonasera Francesco. Ciao Francesco Bello. Francesco. Oggi ci siamo sentiti ma stavo crashando una continuazione. L'ho data poi ad un certo Oggi punto. la giornata giusto la altra cosa che mi ci fa striato proprio pure ma giusto la giornata. Tutto bene. Però oggi pigliate 300 euro con 7,30. Non Ah, malamente. questo non è male. male. Allora, Non si mettono 300 euro così. allora, ci sono i vari livelli, ok. Sì, Lo questo è stile è tanto. su quello del 3 reload. Sì. Modelli sono belli aggiornati. I modelli poligonali. Allora, fermo, vai indietro. Vai indietro subito. Allora, benzinaio non c'è. Adesso non Adesso non c'è. Paletta. Quindi dirò qua, visuale da dietro e possiamo muoverci come cazzo ci pare piace. Madonna, quello screen, il cesso. c'è. Quale screen, Francesco? Quale, Francesco? Questo? Sì, Questo non ti piace, Francesco? forse c'ha ragione. No, vorrei capire, dato che poi ai messaggi c'è questo delay, questi fa, poi Francesco parla, a volte parla di cose successe tipo in passato. Quello degli alberi mentre cammina sotto la quale pioggia. momento? Quello dopo? Ah, sì. Effettivamente gli alberozzi qua sono un pochettino sgranatelli pure. C'ha ragione. Quelli sono hanno usato tutta la potenza sul personaggio, quindi Questo qua vediamo su console, settaggi, buoni. in fila belli ordinati pure. È vero, così c'è il Junes qua, questo è il Junes. Chissà se lo renderanno un attimino più esplorabile. Anche perché nel 4 e nel 4 Golden è fuori e stop. Allora. Vediamo un attimino. Già c'è qualcosa. C'è zio. Zio, sei tu. Zion. No, solo zio, è l'incantesimo. C'è questa barra qui sulla destra. Questa secondo me è quella super combo di prima perché non è Sì. l'auto, quell'altra È cosa. qualcosa che va caricato durante i fight. C'è il Baton Baton Pass, sta Pass, pure qua. ok. Quindi lo avete visto, ne posso parlare? Abbiamo finito adesso, sì, Francesco, di vederlo tutto lo Xbox. E qui c'è la cosa che hai detto tu. Guarda, vai dietro. Para un attimo il Lui colpo. qua ha un attacco, riceve prima. Aspetta. Guarda, eccolo qua. Lui sta parando, sì. Sì. Sta parando. Lo stun avendo parato e c'ha vantaggio. Ma la sta parata è in game? Allora, lui tiene la parata per tutto il tempo.
Tiene la parata per tutto il tempo. Tiene, sta fermo, la sta tenendo Già è nella posa. Quindi immagino che non ci sia un attacco parato. No, vabbè, si deve un attimino allora, sempre vedere. Meccanica free roaming, tu davi il colpo al nemico, avevi vantaggio e partiva il fight. La parata non c'era. Se mo c'è la parata vuol dire che solo la spadata non basta più allora. Quindi forse per avere vantaggio contro quelli devi comunque o li prendi da dietro o li prendi da dietro o magari qualche nemico ha diverse meccaniche. Forse facendo pure la parata ti aumenta pure la barra della c'è ancora il pulsante assist. Penso oramai saranno visualizzati tranquillamente punti di debolezza e quant'altro. C'è Series finale. Questo mi sa lo che è la mossa quella là. Io credo sia quella. Noi avevamo i super attacchi e ti ricordi l'entrata in moto che spazzava via tutto, il calcio sonico suo, sono quelli però potenziati più con qualche altra cosa vicino. Era lo calcio della vita, era broker, ma fuori il nemico dall'arena, era knockout garantito quando partiva. E questo qui a febbraio. Allora, mi dispiace per State of Decay 3, sembra veramente terrificante visivamente. Grazie, francese. Crazy Taxi e Spyro, Dio del cielo, che bello. Basta Senua, per carità. Magician sembra interessante. Bravo. Oggi capisco che io andiamo d'accordo al 100%. Concordo con te sulla tua ultima affermazione. Allora, basta Senua. Mo adesso è il momento. Frame by frame, vai. Mo si apre. Quindi ufficialmente è stato annunciato. Questo è il suo teaser. Mi dispiace per questo perché a me gioco con i zombie con l'esplorazione mi piacciono. Allora, c'è proprio un pezzo di mettere la qualità del video al massimo che puoi. Ma fatemi un non c'è ancora. Non c'è ancora. 1080. Va bene il massimo che puoi. Allora, Lozzi, queste sono lapidi. Ci sono delle belle. Non ne stanno cazzi su questo, sono tutte lapidi. C'era da vedere il nome vicino alla bara se si riusciva a vedere qualcosa e vedere dei frame. No, credo sia volutamente molto sgranato, tra l'altro, perché tipo le lapidi sono totalmente sgranate. Ci sono delle lapidi e del sangue. Allora, il mood è questo: in questa storia ci sono molti morti. È come quasi in ogni persona. No, allora aspetta, fermi. Negli altri persona il concetto di morte è così grosso, è più per la serie Shin Megami Tensei. Per quello che ho sempre visto io nei personaggi, qui c'è proprio una mano. Penso sia del protagonista, magari. Sembra qualcosa. Qua escono cose. Sono frame di. È una persona. Ma è una persona. È un volto. Se vedi, si vedono. Aspetta, si vede l'ombra sotto. C'ha l'occhio nero vuoto col punto rosso. È quello che volevo dire. Smolder. I primi Persona erano più cupi e poi hanno preso il mondo quello lì più, chiamiamola così, esattamente teenager giovanile, e sono diventati mainstream. A questo punto il ritorno a quel mood lì faccio due cazzo, va bene, va benissimo. E ricordiamo che Persona 6 avrà tutte le ottimizzazioni e tutte le cose dei vari giochi della serie Persona, tra cui quello che abbiamo visto in Reload, quello che avremo in Revelation in Revival, e sarà tutto qui. Allora, qui di fatto inizia ad essere un pochino inquietante. Benissimo. C'è un po' il concetto delle cose astratte di Re Fantazio. Sto miscuglio di facce che potrebbero essere anche le cose di una lettera di minaccia. Allora, la butto, stavo pensando quello, nella trama, un serial killer. C'è qualcosa che riguarda qualche omicidio serial killer? Là, nel 4 c'era pure là, nel 5 pure. Però aspetta, gestito in maniera un pochettino più cupa. Vedrai che ci metteranno Joker come easter egg e non intendo Joker. Ma magari un bel easter egg. Ma io quello sto dicendo, anche vedere una minchia oltre allo stile alla Sex Pistols. Francesi, ma è proprio. C'erano delle scritte, però aspetta. W a Cocchi. How. HOW. Pezzo di Madman Fit. Qualcuno che viene indicato per qualcosa che ha fatto. Colpa tua. Forse un processo? Sì. Accusato di qualcosa, magari?
Ma qua ovviamente è tutto fantio, Quando la mano rossa è Qual- colpevole, quando la mano No, rossa e è poi il ti vero ritorna di colpevole. nuovo. Potrebbe essere. A-R e Poi la mano rossa è la più pesante. AR. How-R. War. No, al momento è VR. È War, ma io. Ah, è vero, o è AU o è V. È War al momento. È VR. È War. Chi sei tu? Vabbè, è questo però, fine E qua. non lo sappiamo, Atlus, ce lo devi dire tu il nome del protagonista. Mancanza di ricordi del protagonista? Classico anime. Le farfalle blu ci Vabbè, sono. per forza. No, No, è è il il marchio simbolo di di Persona tutti Persona. E poi c'è questa sigla. Who are you? Dio. No, non penso. No, che- ma mi sembra che C, però magari mi sbaglio. Vabbè, guarda, dopo la farfalla. Però ti posso dire, vai indietro un attimo. Fai uscire il logo e stoppa subito appena esce il logo. Mo' è una stronzata, Metti pausa. C'ha quell'effetto di sbavature come quando fa Warner Bros. I giochi della DC. Che esce il marchio DC che c'ha tipo a volte le sbavature perché è fatto con la bomboletta magari sul muro sti fatti qua. Non so perché mi ha dato un'impressione. Ectoplasmica. Potrebbe esserci una trama Allora, particolare, magari seguendo... colleghiamo un attimino le cose. È un timbro, dice Francesco. Sì, potrebbe essere un timbro. Sì. Visto che si parlerà di spiriti e quant'altro, la cosa di ectoplasmi è comunque settare con una storia più cupa relativa a un killer e quant'altro. Non penso andranno in giro con gli zanetti, però potrebbe forse essere qualcosina del genere. Ai Ghostbuster, cioè tu giri Sì. e c'è la caserma con palesemente referenze ai Ghostbuster. È un bel No, non si mancanza di niente. così slide la prima cioè oramai Più che altro c'è questa statua di questa figura che però è senza testa, se vedo bene. Io non la vedo la testa. La scritta qui è impossibile proprio da leggere. Cioè qua non hai il cranio. Io non ci riesco, ma magari qualcuno nelle prossime ore. E c'è qualcuno con una mano tesa. Allora, personalmente il cambio di mood, così come stavamo dicendo pure prima con Smunder, piace assolutamente. Sì. Sì. Bene, abbiamo fatto conoscere Persona al mondo, ma citando Gomorra, rivediamoci quello che è nostro. Ma torniamo un attimino, anche perché questo poi porterà al prossimo loop successivo, Persona 6, il remake del 5 non lo puoi fare perché già l'hai fatto in tutte le salse e quant'altro. E usciranno i remake dei primi due e va benissimo così. Vabbè, ci sarà tanto di Persona da giocare tra questi e gli altri 78 spin-off che usciranno. Francesco gli fai rivedere Crazy Taxi. Assolutamente, Facciamo anche Crazy Taxi, dai. È molto contento Francesco. Adesso, secondo te componente multiplayer è possibile? Secondo me un minimo di story mode, un paio di mappe grosse dove giri con il taxi in città e ti fai tutte le varie corse e quant'altro. È apparso Gabri, buonasera Gabri. Ciao Gabri. Sì. 8.000 milioni di cavalli. Invece ti metti là, ti fai la partitina ogni tanto, non caghi il cazzo a nessuno proprio. Altro fa una scelta di questo gioco e lo scrivono veramente ci sono varie modalità di passeggeri e quando c'è tutto. Capire se così passa la fine con la tizia, la seconda taxi driver palesemente quest'altro auto. Magari c'è una modalità competizione, 1v1 nella stessa mappa, ti fa le cose qua. Anche se non è però limitato solo a quella cosa là. No. Però l'hub sarà la città di base o la zona dove ti fanno correre, sarà una bella zona grossa da partire. Alla mappa. Tu che bello e buono ti poteva per fare l'incrocio con l'altro che pure stava giocando,
Allora, a me che si chiami World Tour con la possibilità di, facciamo un esempio, 3 mappe, 3 nazioni, va, mettiamola così, e poi in futuro aggiungi altre zone tramite DLC, allora là c'ha pure senso che questo qua, secondo me, pure in coppo o giocarlo in multiplayer è settato con sto mondo che sta mettendo Siga nel rifare i titoli. Steam. Ah, non è in gestione. Scusa, effettivamente è vero. Xbox on PC. Vabbè, Francesco, ma comunque conviene sempre aspettare i prossimi giorni e si acchiappano meglio tutti i dettagli. Per stare Xbox on PC. Se me lo tengono bloccato su quel blocco di tufo di merda, mi ammazzo. No, cioè, ma non ti preoccupare. Ma una piccola emulazione. Esattamente. Piccoli, ma per provare, ovviamente, sia chiaro. Solo per fare un test del titolo. Allora, facciamoci un piccolo resoconto sulle varie conferenze e quello visto in questi giorni. Io personalmente, io non parlo proprio. Io no, a me non parlo proprio. Basta fare Resident Evil a te. Io già con lo State of Play e con Resident Evil Code Veronica stavo a posto così. Mi avete dato anche Persona 6, io stop, va benissimo così. No, pure a me bastava così. Ci sono molti titoli in uscita, soprattutto a settembre, e qualcosina per l'anno prossimo. E mo dobbiamo aspettare più che altro il Tokyo Game Show per qualche altro annuncio. Magari si vedrà lui, tornerà, si farà vedere. Sì, Nomura sale sul palco e farà vedere Kingdom Hearts 4. Oggi purtroppo è morto di infarto. Non è morto Nomura oggi di infarto. Cazzo, mi dispiace che è morto Non è morto Nomura. Mannaggia, guarda. Pure Francesco l'ha letto. Chi? Guarda, mo te lo dirò. Francesco, hai letto che è morto Nomura? Mo te lo dice lui, guarda. Io gioco con Revelation, ero super a poco. Quello è molto bello. Quello è stato inaspettato. Sulla sua tomba. Bravo, no, Francesco. Sputa ragazzi, sulla tomba di Nomura. Rispettiamo il maestro e facciamoli completare l'opera. Non ho capito. Rispettiamo il maestro Nomura. De che? Maestro de che? Si è dimenticato la trama dei suoi stessi giochi. Allora, se uno prende appunti e perde i fogli, capita, ti dimentichi le cose. Ma l'hai fatto tu. Sembra la storia di per Superino. Avevo scontato che si chiamava Super. Quella Toriyama già frega un cazzo. A proposito di sputi, mi sputerei in faccia quando tornerà il sospendi Alice. Ma perché vuoi essere menato? Gabri, tu sei piccolo, dolce e innocente, perché vuoi giocare con il demonio e stuzzicarlo in questo modo? L'unica felicità. No, che notte, quello mo si sta svegliando. Posso smettere di vedere quel gruppo di figli di puttana? Facciamo una classifica. Quello è bello, Quindi ci sono bei titoli in uscita. Diciamo che forse quel periodo di maretta che c'è stato negli ultimi anni con che cazzo ci siamo visti sta un pochettino passando. Sì. Ma dobbiamo solo avere che questi titoli all'uscita valgano quello che stanno promettendo e che magari Game Awards non si veda un attimino anche qualcos'altro, che fino a gennaio siamo coperti, c'è qualche 2027 sparso. Mi aspettavo solo Pony Island 2, mi aspettavo ero certo che si sarebbe visto secondo me Mullins è morto. Porca la puttana, ancora non si sa niente. No, Francesco, Gabri non ha il potere di toglierti la vita. Voleva usare il non può ucciderti. No. L'estremo gesto lo devi compiere da te, Francesco, se vuoi proprio farlo. No, non puoi mettere in mezzo a Gabri. Ma non commettiamo nessun gesto. Questi sono giorni di festa, sono usciti bei titoli. A lui vuole mettere in mezzo a Gabri, ma che c'è del ragazzo, scusi, perché deve andare a finire in mezzo per omicidio, perdonami. Fai la domanda. Esclusi persona. È ovvio che li metti in classifica. Stuntman Hollywood. No, di questi Xbox. Solo di questi Xbox. Allora, togli persona. C'ho la lista, te la conta. Vai. Ok, vai. The Dark Age, The Revelation, vabbè. Gears of War, E-Day, Fable. Halo, sti cazzi, senza chi lo manco. Resonance, a Plague, quello là. Room, Persona 4, Persona Record. State of Decay 3. Sea of Thieves DLC. Metro 2039. Bad Magpie, la cazzalata. Bello quello sì. Wulong 2, Join Us, Senua, Fallout 76, Crazy Taxi,
l'Xbox Serie 25 anniversario. Quella è il mio momento preferito. Sarà lista, dai. Age of Empire, The Minecraft Dungeons 2, Magicians, Valor Mortis, che poi non mi ricordo manco. È quello là di Napoleone. Sì. Che quello sembra interessante. Sì, molto. Elder Scrolls Online, Microsoft Flight Engine Simulator World Update, Where Winds Meet New Content, Castlevania, Belmont Curse, Tre giorni. Sì. Quello là pure era figo, sì. Spyro, Clockwork Revolution, Call of Duty, Modern Warfare. Stiamo a posto, Gabri. Per me forse il più interessante è stato Magician. Addirittura Per così, il mio gusto sì. sì. Per il mio gusto sì. Ci sta. Se devo togliere persone, ovviamente. Io se te ne devo dire tre senza quei due lì, ti dico Crazy Taxi. Ti dico The Magician. Secondo posto, Clockwork. No, è Clockwork, visto che so che esce più in là. 2039. No, come terzo. Come terzo posto, come primo. No, come terzo, mo ti devo dire. Quindi il Crazy Taxi primo per te. Sì. Più di Magician. Sì, sì. Atari che arriva. Avevo sentito sta cosa. Atari ha rimasterizzato Godzilla contro tutti, il gioco vecchio dove picchiavi tutti i mostri con Godzilla. Vedere un attimo trailer così? Vai Dentro? Perché avevo sentito e ho sentito che è una figata incredibile, ma magari si può giocare insieme. Picchiamo i mostri. Terzo posto, Join Us. Aspetta, fermati. Destroy All Monsters Melee. Ho perso. Troppa luce. Sì, mi era passata giusta. Godzilla! Bellissima. C'è pure King Ghidorah, vai, picchia quel bastardo. Guarda, bam! Oh, sembra di fatto in maniera molto simpatica, sì. A posto. Oggi io voglio fare King Ghidorah. Si distrugge tutto. Atari non ha paura, Atari sa, Atari vince. Fammi uscire tre mostri sullo schermo. C'è Mega Godzilla. Ma che cattivo della storia. È quella avevo destro 3 novembre. Lui esce con GTA, è l'unico gioco che esce a novembre. Ma l'unico che effettivamente si può mettere contro GTA è Godzilla. Quanto cazzo godo se quindi che GTA crasheranno i server per comprarlo. Guarda, al terzo posto io metterei proprio lui. Lo stesso giorno. Perché GTA, scusami, usciva il 3 novembre, facevi. Allora, io fino a quando non esce un video che dice 3 novembre io non ci credo. Scusa, non era tipo 13, quelle cose là. Pardon. No, ragazzi, a giorni all'improvviso, quando meno ve l'aspettate, uscirà l'ultimo trailer di GTA con la data ufficiale di uscita. Esce il giorno del mio compleanno, 19. Perché Godzilla, scusami, non c'era scritto che usciva il 3 novembre, Francesco, quello là. Che c'è? Forse da lui in Calabria le date Ma non rompere la magia, Francesco, ma non è vero, non esce lo stesso giorno che per rompere la magia, se non è vero. Ma secondo te poi tu ti svegli il 3 novembre? Loro calcolano. Brutto coglione calabrese che non sei altro, mangiantuia. Ma quello è tornato. Quello, ma tu eri andato a dormire un'ora fa. Non riesco a dormire. Cagami il cazzo quello. Pazzesca questa cacata di cazzo. No, quello è dispiaciuto che tra un po' finisce completamente anche con i recuperi e gli mancherà la scuola. Capito? Quello assumi dello Xanax, tutto il barattolino. Non penso che poi faccia il farmacista. Non significa niente questo, cioè, ma io posso. La mia prescrizione esatto, prescrizione da magazziniere, cioè. Posso fare tranquillo. Questo qui va un attimino capito. No, questo bello oggi, questo si deve fare. pazzo. Cosa mi sono perso? Quello tutto, Persona 4, Persona 6. Quello hanno annunciato ufficialmente Persona 6. Persona 4 alla seconda. Ma così all'improvviso. Persona 5, Persona 6 alla seconda. No, Persona 5 ma è basta. successo di tutto. Basta, sì, Persona 5. Cristo, no, vedi che io tutti quando giochi immediatamente di Fallout. E mo chi lo dice a Peppi? Ma non l'hanno saputo. Quello che hanno fatto oggi pomeriggio? Sì. Può essere No, se l'aveva saputo. Qualche notifica secondo me l'ha vista. Ma c'ero quando è uscito Mongole. Quello quando mai hai scritto durante la cosa di Persona, perdonami. Non ci abbiamo fatto. No, quello non ha scritto mentre c'era Perdonami, Persona. quello quando figa hai scritto. Ma per il minutaggio, No, che non mi ricordo. Se di poi averti c'avevi mai in risposto. sottofondo e non ce l'hai detto, questo è un altro discorso. Ho scritto Attenzione. dopo, no, quello il tuo messaggio è stato totalmente cancellato allora. Ho ignorato. Ho ignorato.
dei potenti Aspetta un po'. mezzi. Andiamo sul sito di Persona 4, ci sono belle foto. Butta dentro il sito di Persona 4, vai. Buttalo dentro, figa ora. Tan tan tan. Allora, salve, sì, tutto a posto. Purtroppo quello sei stato ghostato. Come Allora, capita. vediamo un po'. Adesso segnalo tutto. Francesco, bannalo immediatamente quello. No, Francesco, sto scherzando che tu lo fai veramente. Poi New features. Allora, visual, interfaccia grafiche, battagli e eventi, tutti rimaginati per una nuova era. direi di sì. Approcciabile per i giocatori della prima volta, sia per i veterani che hanno già giocato 584 volte il titolo originale. Quindi pure noi, o io nel caso che tu non li hai mai giocati Persona, No, da solo no. Sempre visto da te o da Peppe. Persona 4 Golden, avviata l'800ª run, avere qualcosa di diverso fa piacere, fa piacere. Giodino! E c'è un pochettino, c'è una leggera differenza tra questo e direi questo. sì. Il salto grafico è stato fatto. Allora, penso Vai, che fammi tutti i cambi grossi verranno annunciati pian piano da qui fino alla morte. comunque è febbraio. Your quest for the truth. A settembre Francesco Settembre ha porta scelto Ace Ace Combat. Addirittura, Francesco. Allora, attenzione, versione Digital Standards. Sì. Base game, pre-order bonus. Il gioco base, e Mai se lo preordini si ottiene il set di canzoni aggiuntive, quelle di Persona 3 Reload e quelle di Persona 5 Royale. Con la Digital Deluxe normale c'è il set Velvet, 4 set di persone sono 2 set con i Persona di Persona 3 Reload, Royale, un attimo qua, poi mi fai queste cose. ci sono tutti e due. Mentre nella versione Premium Edition Super Plus Persona 5 Royale, Robin Hood, Loki, ci sono in più i set di costumi di Persona 3 Reload e Persona 5 Royale, i Phantom Thieves, le colonne sonore che poi le danno differenza comunque. Di prezzo? Allora, vediamo un po'. Giusto per capire. Versione base Xbox costa 69,99. Minchia, però 70 vabbè, come Digital Persona Deluxe 84,99. Vabbè. Dai. Non sono mai no, ma figurati, Francesco, chi cazzo se le compra queste qua? No, 100 euro no, no, devi 100 euro no. 100 euro ti devi appicciare, sì. 100 euro per avere sti Persona che se te le metti all'inizio della partita, no, e tu ne hai rotto il gioco. Cioè non c'è proprio, si azzera tutto direttamente. No, ma Persona 5 no, ma la figura di Francesco, per carità, lo si prende, una collector, lo si prende, lo si finisce, si mette il titolo in osservazione, quando esce il DLC a poco lo si prende per completezza e per averlo come sono gli altri. %, 79,99 la Digital Deluxe, 74,99. Costa un po' troppo. Costa troppo, sì. 89,99. Veramente esagerato, sì. Ok. Vabbè, però il settantello di base che solo si dà. Ma tanto tu ce l'hai gratis, sì. No, io questo già a questo punto domani avviso Martina, quando esce lui per il negozio lo prepariamo un attimino per bene. Assolutamente. Quindi ci avrò piacere di avere un Persona al day one al negozio. Quello lo voglio portare un attimino con tutti i crismi che merita. Se mettono le cose di Golden a parte, no, ma è impossibile. No, ci sono, Francesco. Già si vede Mari pure, Francesco. C'è tutta la roba in più, già c'è. Già è tutta integrata. Non ti preoccupare, su questo al 100% te lo dico. Se non dovesse essere così, ti dirò hai ragione, hanno fatto una merdata. Là ti do ragione, ma non sarà così. Non l'hanno fatta apparire giustamente qui tra tutti i personaggi, però visto che già l'hanno fatta vedere. Trailer, cioè sta là. Si vede. Quindi c'è Poi c'è già pure qui la sezione della neve. Quindi... pure sotto qua. No, Francesco, non ti preoccupare.
Non ti preoccupare, Francesco. Si acchiappano una shitstorm enorme dopo, non gli conviene in vista del 6. Non gli conviene proprio la shitstorm. Cioè, c'è tutto. E poi pariamo Attenzione, aspetta un attimino, dice, perché che- questa era una cosa che se non mi sbaglio non c'era. Che cosa brutta merda. E questa è una cosa che poi hanno aggiunto di più nel 5. Ovvero? Aumento del rank dei social link Sì. e si sbloccano varie abilità aggiuntive. Questo che cos'era? Ah, questo è il bonus alla carta che ti dà più exp Perché è salito il rank 1 del social link. Questo non me lo ricordo, infatti, nel 4. È una cosa che è stata aggiunta nel 5 più che altro. Mo dico una cosa, dici Francesco, No, ma ci andiamo a purcare pure noi. dici tutto. I social stats, ok, ottimo. Va bene, va bene. Veramente Battle. mi auguro siano cose uscite da una pre-alpha, se no sono messi davvero male. Non lo so, non sono d'accordo io, ti dico la verità. Ma sempre no, Francesco, Non sono no, d'accordo no. Alla fine assomiglia tranquillamente al 3 Reload, non vedo troppa differenza. Francesco, quello lo schema è stato semplice. Facciamo un motore avanzato e creiamo i remake di Persona. Hanno fatto il 3 Reload. Sì. Hanno ottimizzato. No, questo in realtà la cosa che ha scritto c'ha ragione, c'hanno un'illuminazione così, c'hanno un'illuminazione un po' strana in faccia, sembrano un po' luminosità sparata in alcuni momenti. Allora, eppure come hanno fatto lo stile dei personaggi e quant'altro, che io poi voglio vedere sullo schermo noi direttamente, che visti i video francesi, sinceramente, ci siamo fatti le risate l'altro giorno con la live audio ritardato e altro che non ci trovavamo, quindi a sto punto erano tutti così, si sminchiava tutti che sta cosa qui la si nota pure qua. C'hanno un'illuminazione un po' strana. Però forse è per come sono fatti i personaggi, quindi per questo voglio vedere un attimino da vicino, però c'è tutto. In confronto al Red Dead Redemption. Quindi se hanno fatto lato mio, considerazione personale, la stessa operazione fatta per il 3. Prendiamo il 3, mettiamogli tutto dentro al 99%, ad un buon 90%. Il restante delle cose modifichiamo i difetti che c'erano e mettiamo altre cose nuove, modalità, piccole cose da fare all'interno. Oh, buonanotte Francesco. Benissimo. Francesco, buonanotte. Di certo un piccolo miglioramento comunque di questo, di sicuro da mo fino alla data d'uscita. C'hanno ancora un bel po' di tempo. Si vedrà. Sì. Però di base questo sì. Insomma, in pochi mesi è uscita già una roba ovviamente poi ecco, c'è proprio sulla pagina della storia il personaggio e c'è proprio Marie già è qui. Quindi quasi resa Gianmarco. Bravo. Vedi qua si nota sto fatto pure qua, vabbè, è luminosità perché la scena in auto, però questa è la cosa, il fatto forse che diceva Francesco, che i vici è come se hanno una sorta di illuminazione, come se c'è una mezza torcia in faccia, un po' strano, diciamo, fa un po' strano, vabbè, però sa da avere ancora, ci vuole ancora un po' di tempo, quindi qui, vediamo. Ecco, sì, questo, sì. Vabbè, questo è ombre e quant'altro, poi dobbiamo vedere particolare. No, dobbiamo vedere più che altro, ma a sto punto noi come vediamo il gioco e come si presenta il tutto, però lo guardi ricordando il 4 Golden originale e dici oh, ma che cazzo, va bene così, va benissimo. Tra l'altro in realtà mi permetto, questa foto richiama tanto PC, la cosa che è bella è proprio questa, come nei vari dungeon che si sono visti in questo trailer e quant'altro, comunque il mood, che questo rispetto al 3 dove erano i classici corridoi tutti uguali e quant'altro, questo è stato il primo Persona dove i dungeon hanno iniziato ad assumere più l'aspetto dei palazzi attuali, quindi prendere quel concetto e riportarlo così, lo stile hanno unificato il 3, il 4 e il 5 a questo punto, il 6 avrà un'impronta fatta in un certo modo con il remake del primo e del secondo, cioè penso che la storia si scriva un attimino da sola a sto punto. Il piano è pronto. E minchia, all'essere tornati a quel mood, oh sì, va bene fare il Phantom Thieves, va bene fare il giovane liceale, così si va in abba, si prende a calci in culo il benzinaio,
Però il 6 così... Gianmarco, non può mai essere il benzinaio, ma che dici Gianmarco? Allora ragazzi, noi andiamo a letto, quindi Ciao, Smolder, Marco. grazie mille di essere stato con noi. Gabri, se sei ancora vivo, Grazie. grazie. Quello, se non sei morto d'infarto, grazie. Come no? Ci vediamo nei prossimi giorni. Ecco, Quello allora, è riapparso, sì. Che devi fare? Anche perché se nei prossimi giorni qua succede qualcosa con GTA, io qua devo fare una live e vi devo spiegare come funzionano i preordini sul sito. Quindi speriamo esca il trailer di GTA, anche perché uscirà. vogliamo tirare questo capo a terra, Rockstar. Ad agosto, raga. Dai, per In mezzo cortesia. ad agosto. C'è la Gamescom, è vero. C'è la Gamescom. Caso in mezzo ad agosto. È vero. È vero. Ragazzuoli belli, buonanotte. Buonanotte a tutti.